live from Vinitaly, ciao a tutti, Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. Ci siamo intrufolati nello stand dell'azienda Lorenzon, abbiamo qui Nicola Lorenzon con un gruppo di amici, stanno degustando. Che cosa? Buonasera a tutti, la ribolla gialla ovviamente, vino particolarmente amato sia dall'azienda sia del Friuli perché è un autoctono, quello che ci sta distinguendo ovviamente in tutto il mondo. Ribolla gialla penso un po' tutti la conosciamo, vino molto elegante, molto chiaro come colore, fresco, che si adatta benissimo a qualunque situazione, dall'aperitivo a una bella cena, oppure a un semplice momento di convivialità come stiamo facendo noi. Sulla ribolla ci sarebbero tante cose da dire, la sua acidità vi aiuta a abbinarla di piatti molto freschi. Io lo consiglio per esempio anche al crudo. Pulisce molto la bocca, il suo profumo elegante non va a sovrastare, quindi, ma poi anche può andare benissimo anche con una pasta asciutta semplice, alle vongole. Io la consiglio con qualunque cosa. Vinitaly quest'anno un Vinitaly importante vista la situazione generale, che però sta andando bene. Io penso che le prime 2 giornate hanno avuto un bel successo, un bel risultato. Vediamo poi ovviamente Vinitaly darà risultati fra un paio di mesi. Però siamo ottimisti, no? Quindi il mondo del vino è un momento di vivacità tutto, quindi l'ottimismo ci dà aiuto, anche se sembra un po' uno spot di un grosso centro, però penso che ci darà anche lo spunto per partire con delle nuove iniziative che ci presenterete voi ovviamente. Certo, ma infatti qui abbiamo degli amici molto fortunati che stanno bevendo il tuo vino. Chi è un po' meno fortunato che non è riuscito a passare al Vinitaly, dove può trovare magari in occasione di che evento? Cantine aperte immagino, no? Il 31 maggio. Infatti cantine aperte il 31 maggio per noi è diventato una festa anche aziendale. Abbiamo sfruttato il bellissimo lavoro fatto da voi per prenderlo un po' anche nostro, renderlo un po' nostro, quindi creiamo una festicciola fra amici amanti del vino che vengono lì, che vogliono stare un paio d'ore in tranquillità. E poi anche se sono fortunati magari portarsi a casa un piccolo premio, perché facciamo un'estrazione, un viaggio, quindi ve lo ricordate anche voi. A ora di pranzo non manca mai una fetta di salame, quindi è un momento che deve dare uno sprint all'estate e tutto quanto. Pensiamo di creare un momento di convivialità per tutti quanti, anzi anche tu quest'anno. Assolutamente, ci vediamo in cantina da Lorenzon, a cantine aperte, grazie. Grazie, cin cin, cin alla vostra.